conta dei danni milionari dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri il Veneto, soprattutto il Veronese e la zona del Garda. Il governatore amplia la richiesta dello stato di emergenza, ancora disperso il 24enne veronese finito con l'auto nel Mincio. Montagne imbiancate ma neve anche a quote basse in un maggio mai così anomalo da oltre 60 anni, con un crollo termico di 10 gradi, tregua per 2 giorni, poi nuovamente maltempo. Più posti di lavoro che medici, e questa è la situazione in alcuni reparti della sanità veneta come anestesista e pediatria. In arrivo 2 concorsi, ma la Regione chiede a Roma più finanziamenti. In separazione con la moglie, coltella la donna e il figlio 27enne che cercava di difenderla, dramma nel Veronese, imprenditore si costituisce e è accusato di tentato omicidio. Era il giudice della tragedia del Vajont. All'ospedale di Belluno è morto oggi Mario Fabbri, che mezzo secolo fa si occupò per primo del caso del disastro del 9 ottobre 1963. Adunata nazionale degli alpini, 100.000 penne nere venete si preparano alla 3 giorni di Milano da venerdì. Dalla Marca ci sarà anche lo zoccolo di Iroso, lo storico mulo alpino morto una settimana fa. Sport, volley, in un Palaverde esaurito l'Immoco Conegliano potrebbe conquistare stasera il 3° scudetto della sua storia, il 2° consecutivo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque il maltempo, è iniziata la conta dei danni dopo l'ondata che ha investito ieri la regione dalla pianura alle montagne. Il governatore Zaia, siamo in una situazione critica, ha detto ho aperto per la seconda volta lo stato di emergenza. Intanto dopo una breve tregua tra mercoledì e giovedì torneranno le piogge e le nevicate. Ho aperto per la seconda volta, anzi direi un ampliamento dello stato di emergenza. Siamo in effettiva condizione di crisi e abbiamo sentito anche ieri Borrelli, il capo della protezione civile. Il governatore Zaia parla di stato di crisi dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul Veneto. Temperature di 10 gradi al di sotto delle medie stagionali, bufere di neve in montagna e di vento e pioggia in pianura. 1 milione di danni solo nell'agricoltura secondo la CIA. Era da almeno 62 anni che non si viveva una primavera così anomala, con freddo e maltempo che in tutto il Veneto ha creato disagi e danni. Forti raffiche di vento, mareggiate e piogge intense hanno travolto la pianura. Continuano le ricerche nel mantovano di un 24enne romeno di Valeggio disperso nelle acque del Mincio dopo essere finito con l'auto nel fiume durante la tempesta. 147 gli interventi dei vigili del fuoco nella sola provincia di Verona, una delle zone più colpite insieme al Bellunese. Nella provincia scaligera l'area maggiormente interessata, quella del lago di Garda, attraversata da una vera e propria bufera. Anche la zona di Peschiera del Garda è investita da una forte grandinata di oltre 10 centimetri che ha provocato una serie di allagamenti. Paura per il ristorante galleggiante La Barcaccia, che aveva rotto gli ormeggi staccandosi dal molo a causa dei forti venti e andando alla deriva. I pompieri intervenuti con un gommone, l'autogru, autopompa e 7 operatori hanno raggiunto con alcune cime la barcaccia riuscendo ad ancorarla per poi trainarla fino all'area normalmente occupata. Anche alla Zise Bardolino, vigili del fuoco al lavoro per la caduta di cipressi. Montagne imbiancate come in una cartolina invernale, in 24 ore sono caduti sino a 67 centimetri di neve. Vere e proprie bufere hanno investito l'altopiano di Asiago, Misurina, Cortina, Rabba e il Falzarego, ma nevicate abbondanti anche in Cansiglio, Chiusi, Passi Dolomitici, blackout a Tambre. A fine giornata saranno oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, non solo nel Veronese e nel Bellunese, ma anche nelle altre province venete per allagamenti, alberi caduti e dissesti statici. Vigili del fuoco al lavoro anche nella provincia veneziana, a Chioggia la situazione più difficile. È un maltempo che continua a non dare tregua, quello di un inizio maggio totalmente fuori dalle consuetudini meteorologiche del periodo, con temperature a picco e violenti nubifragi. Nel veneziano gli interventi dei vigili del fuoco si sono contati a decine, tra prosciugamenti, taglio d'alberi, rimozione di cornicioni e manufatti pericolanti nei comuni di Venezia, Spinea, Jesolo, San Donà, San Stino e Scorzè. A Favaro è caduto un albero in via Altinia, ma la situazione più pesante è quella che si è vissuta nel comune di Chioggia, colpito da un violentissimo acquazzone che ha completamente allagato diverse zone della città. Erano del 63 che non capitava così. 63? È stata la peggiore cosa che ci sia stata, peggio ancora.
Io non ho mai visto l'acqua alta all'ospedale, ho 57 anni, mai vista, mai, una roba impressionante. Una delle zone più colpite è stato Borgo San Giovanni. C'è stato problemi là, è andata a fondo là, poi è andata a fondo i garage e qua era tutta alta. Non ha mai visto una cosa del genere? Mai visto una cosa del genere. Gli è venuta acqua nel negozio? Molti danni? No, per fortuna no, però ci mancava poco, prendeva i contatti elettrici. Ha avuto paura? Sì. Qui invece siamo in quartiere San Luigi. Qua da anni 3 volte abbiamo cambiato il parquet in palestra, perché la pioggia va dentro e va a finire dappertutto. Queste robe incredibili, abbiamo fatto domande in comune, abbiamo fatto domande dappertutto, nessuno ne dà retta. Si capisce che siamo su un altro mondo qua. Problemi anche a Sottomarina. Era piena di acqua che ha superato i marciapiedi, è andata giù al garage. Allagati non solo garage e negozi, qualcuno l'acqua se l'è trovata anche in casa, come Tidio Nordio, artista e comunicatore molto noto a Chioggia, che ha raccontato in diretta quanto accadeva nella zona di via Padre Emilio Venturini. La prossima settimana devono cominciare a smontare tutti i tombini che ci sono intasati, perché io non faccio altro adesso in questi giorni di mostrare i tombini. Cambiamo argomento, parliamo di sanità, più posti di lavoro che medici. Questa è la situazione in alcuni reparti della sanità padovana e veneta come anestesia e pediatria. In arrivo 2 concorsi, ma la Regione chiede a Roma più finanziamenti per mantenere elevato il livello del servizio sanitario. Quasi 1000 posti di lavoro in arrivo per contrastare l'emergenza che colpisce la sanità padovana, che si trova alle prese con la carenza di medici e infermieri che preoccupa anche i sindacati. In realtà la qualità del servizio sanitario rimane elevata in Veneto grazie ad altri strumenti come le assunzioni a tempo determinato e il ricorso a liberi professionisti, specie nei reparti più bisognosi come pronto soccorso, pediatria e anestesia. L'azienda Zero, che sovraintende l'attività delle 12 ULSS venete, sta per dare il via a 2 maxi concorsi per medici e infermieri, uno da 294 posti già pronto e un altro da 415 previsto tra alcuni mesi. Il primo si svolgerà il 5 e 6 giugno, ci sono già quasi 20.000 candidati. Mancano medici soprattutto in pediatria, anestesia e rianimazione, in pronto soccorso e praticamente ginecologia. Queste sono praticamente le specialità che sono maggiormente carenti per un difetto di programmazione nazionale che ahimè ora praticamente si fa sentire. Istituto Oncologico Veneto, ULSS Euganea e azienda ospedaliera, cifre alla mano, difendono una situazione del personale che è stabile ma anche in aumento dal 2015. Lo IOV con 180 dipendenti in più, oggi sono 704, grazie anche all'attivazione di 5 sedi operative nuove nella sede di Castelfranco Veneto. L'ULSS Euganea con 3.088 dipendenti e il 2,2% in più, l'azienda ospedaliera con quasi 5.000 dipendenti e con 60 infermieri e 20 medici in più. Mancano specialisti, nel senso che il numero delle borse di studio riconosciute a livello ministeriale per queste specialità purtroppo è inferiore rispetto a quanto reale fabbisogno. Che all'estero i medici abbiano stipendi più alti non è una novità e che la programmazione nazionale riservi poche risorse al Veneto, con sole 500 borse di studio, è un dato di fatto. Poi è la Regione che finanzia altre 90 borse di studio aggiuntive con risorse proprie. In alcune specialità ci sono più posti che medici, come pediatria e pronto soccorso. La vera sfida ora è ottenere dal Ministero più soldi e posti di lavoro. E sul tema interviene anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Guardi, lo ha detto il direttore generale di questo ULSS, che il personale qui, tranne i medici, non manca, anzi la dotazione c'è tutta rispetto alla pianta organica. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia e quindi dare la colpa al Veneto vuol dire proprio essere in cattiva fede. La verità è un'altra, la verità è che noi abbiamo fatto una legge per portare i neolaureati in corsia e abbiamo un sacco di opposizione e quindi piuttosto facciano le proteste contro chi si oppone al fatto che i nuovi laureati entrino in corsia.
La cronaca adesso è un imprenditore calabrese di 53 anni, l'uomo che ieri sera a San Bonifacio nel Veronese ha accoltellato la moglie di 55 anni durante una lite. Ha colpito anche il figlio di 27 anni che ha cercato di separarli e un cittadino bosniaco di 44. L'aggressore residente nel comune dell'Est Veronese nella notte si è costituito dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio dopo una trattativa prolungata, come hanno riferito gli stessi militari dell'Arma. La coppia si era data appuntamento alla stazione di San Bonifacio per discutere alcune questioni legate alla separazione in atto, ma l'uomo, che ha precedenti penali, ha aggredito la moglie con alcune accoltellate al torace e all'avambraccio, poi ha colpito alla schiena il figlio, che era appunto intervenuto per separare i due. Madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Era il giudice della tragedia del Vajont. All'ospedale di Belluno è morto oggi Mario Fabbri, che mezzo secolo fa si occupò per primo del caso della strage di 2000 persone per la frana del Vajont. Era il 9 ottobre del 1963. Ha lavorato prima nelle procure di Macerata e Rovigo, quindi a Belluno. Fabbri si trovò ad affrontare grandi difficoltà nel corso delle sue indagini, tra perizie che fu costretto ad affidare ad esperti internazionali, non trovando in Italia chi poteva o voleva togliere il velo. La sentenza di rinvio a giudizio, firmata da Mario Fabbri, che aveva 83 anni, riguardò 11 dirigenti della SADE, progettisti e tecnici. Fu depositata il 21 febbraio 1968. Il processo si svolse all'Aquila. La sentenza definitiva della Cassazione è del 25 marzo 1971. Siamo alla politica con le elezioni europee. La coordinatrice azzurra del Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, candidata con Forza Italia nella circoscrizione nord-est, punta ad andare in Europa, dice, per aiutare gli enti locali a reperire i fondi necessari. Lo slogan è Europa in comune, con la E e la C maiuscoli. Sandra Savino, deputata di Forza Italia, ha ben chiaro quello che è il suo obiettivo nel caso il voto del 26 maggio la porti a sedere nel Parlamento europeo. Il mio impegno in Europa sarà proprio quello di mettere in collegamento diretto i comuni con i fondi comunitari. Una carriera politica, quella di Sandra Savino, che l'ha portata a ricoprire il ruolo di assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia e prima ancora quella di assessore nel comune di Trieste. Un contatto diretto quindi con la gestione degli enti locali e con uno dei problemi più sentiti, il reperimento di risorse. Al momento, spiega la deputata di Forza Italia, l'unico luogo dove possono essere recuperate risorse, vista la scarsità nel nostro paese, è l'Europa. Il mio impegno è quello di far sì che i comuni, soprattutto i comuni, si dotino di personale, di possibilità e di strategie atte a portare più finanziamenti possibili sul proprio territorio. Ciò vuol dire maggior benessere per i cittadini, possibilità di adoperare questi fondi in vari settori. Torniamo a parlare della sanità, perché oggi il governatore Luca Zaia ha inaugurato a Rovigo un laboratorio di analisi all'avanguardia. Precisione, velocità, ecco come lavora il primo laboratorio di analisi robotico d'Europa, che è stato inaugurato a Rovigo dal presidente della regione Veneto Luca Zaia. Un progetto modernissimo che ha richiesto 5 anni per la realizzazione, che si snoda su 3 sedi ospedaliere polesane, Rovigo, Adria e Trecenta, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. L'USL 5 del Polesine diviene così punto di riferimento e di eccellenza per la patologia clinica. Ma al di là dell'aspetto finanziario, appunto, è la qualità che questa rete della medicina di laboratorio polesana può offrire al cittadino. Certamente il modo di prelevare il sangue, il modo in cui il cittadino vedrà il referto rimane lo stesso, ma dentro quel referto c'è una precisione, una garanzia di sicurezza nettamente maggiore rispetto a prima. Il modernissimo progetto ha come capofila il laboratorio dell'ospedale Hub di Rovigo Santa Maria della Misericordia. La piattaforma unica permette inoltre la razionalizzazione dei costi rispetto alla precedente frammentazione delle tecnologie e dei processi, con un risparmio di 300.000 euro l'anno.
L'inaugurazione del nuovissimo laboratorio di analisi è stata l'occasione per il governatore del Veneto di incontrare i sindaci dell'USL 5 Polesana e affrontare con loro i temi delle schede ospedaliere che riguardano l'area, le richieste e i timori espressi dal territorio, la carenza dei medici negli ospedali. Non c'è nessuna intenzione di cambiare l'ossatura e l'offerta della sanità polesana, ha assicurato Zaia, fornendo come esempio il punto nascite di Adria, che rimane aperto anche se per norma nazionale dovrebbe essere già chiuso. La nuova stesura delle schede ospedaliere deve tornare in giunta per l'approvazione definitiva, ma trova già il parere favorevole del direttore generale dell'USL Polesana. Vedo 3 ospedali equilibrati con una loro identità, una batteria di posti letto che non viene toccata, viene rimodulata, complessivamente sono gli stessi, non è stato tolto un posto letto che sia uno, viene rimodulata la distribuzione potenziando l'area della medicina. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della vicenda che ha tenuto banco per molti mesi ed è quella che riguarda Don D'Antiga. Il patriarca di Venezia ha aperto un procedimento a suo carico. Lui mi ha risollevata, ho trovato la forza di andare avanti perché non ci riuscivo, ero a terra. Io vorrei avere il diritto di avere Don Massimiliano. Le numerose proteste dei fedeli anche davanti al patriarca con tanto di lettera e raccolta firme al Papa non sono state sufficienti per riavere Don Massimiliano d'Antiga, trasferito lo scorso dicembre dalle parrocchie di San Giuliano e San Salvador alla vicinissima Basilica di San Marco. In questi mesi i colloqui e gli scambi di lettere di richieste all'obbedienza dovuta da un sacerdote al suo vescovo non hanno portato a nulla. Per questo il patriarca Monsignor Francesco Moraglia l'ha chiamato a colloquio per notificargli, dopo il via libera del Vaticano, l'apertura di un procedimento canonico extragiudiziale che potrebbe portarlo alla dimissione dallo Stato laicale. Si rende noto, si legge nel comunicato del Patriarcato, che in costante dialogo con gli organi competenti della Santa Sede, dopo sofferta e ponderata valutazione dei fatti, si è dovuto provvedere ad avviare un cammino di ulteriore discernimento, disponendo un percorso extragiudiziale canonico per giungere a una serena valutazione dei fatti, anche con il chiarimento di comportamenti ed eventuali responsabilità, tutelando i diritti di tutti i soggetti interessati. Ora una commissione prenderà in mano il fascicolo per decidere il destino di Don Massimiliano. Quando il parroco fu sollevato dall'incarico di guida pastorale delle 2 parrocchie, dopo le tante proteste dei fedeli, Don D'Antiga aveva respinto sia il nuovo incarico, che comunque non gli avrebbe precluso di seguire il gruppo dei genitori con un figlio in cielo a cui aveva dato vita lui stesso, né la proposta ritenuta offensiva di vivere un ritiro spirituale. Di qui la decisione di un procedimento. Siamo adesso arrivati allo sport, siamo al volley alle 20:30 in un Palaverde tutto esaurito. L'Imoco Conegliano potrebbe agguantare lo scudetto, potrebbe essere il secondo consecutivo, il terzo della storia della squadra trevigiana. Le Pantere sono 2-0 nella serie finale contro Novara e potrebbero chiudere il conto già stasera dopo aver conquistato gara 1 e gara 2 contro le piemontesi rivali anche nella futura finale di Champions League, lo ricordiamo, che sarà a Berlino. E adesso andiamo a parlare ancora di sanità con l'inaugurazione di una sala del pronto soccorso a Conegliano che c'è stata nei giorni scorsi, sala che è stata dedicata a quello che viene considerato il pioniere del moderno pronto soccorso come siamo abituati a conoscerlo oggi. Una targa fissa al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per ricordare la figura di Savino Ghiro, morto un anno fa all'età di 95 anni e a cui è stata intitolata l'area osservazione breve intensiva.
Ghiro dal 1970 al 1988 è stato primario proprio del pronto soccorso ed è considerato il creatore dell'unità operativa di emergenza come oggi noi la conosciamo. Il primo vero pronto soccorso, perché prima il reparto non era autonomo, c'erano i pronti soccorso ma dipendevano dagli altri reparti, mentre quando è arrivato mio marito, che è andato al pronto soccorso come primario, ha detto voglio arrivare a averlo autonomo e con medici qualificati e non a rotazione come era in precedenza. Originario di Noventa Vicentina, nel 1965 Ghiro si trasferisce a Conegliano, dove continua la sua carriera medica, prima in chirurgia, poi in pronto soccorso, di cui è diventato il primo primario. Ma Ghiro viene anche ricordato per il suo grande impegno nel campo medico. È stato, tra gli altri, fondatore della sezione triveneta della Società Italiana di Medicina d'Urgenza e della prima sezione italiana dell'Associazione Italiana Soccorritori a Conegliano, dove ha pure creato il consultorio Centro per la Famiglia. Prendersi cura di chi era malato o sofferente è stata la missione nella vita di Savino Ghiro. È stata un'avventura favolosa, difficilissima, però ci è riuscito e sono orgogliosa di quello che ha fatto e per l'umanità che ci ha messo. Alpini che si stanno preparando per l'adunata in programma dal 10 al 12 maggio a Milano, 100.000 in partenza dal Veneto, massiccia anche la presenza dalla Marca Trevigiana, alpini penne nere che porteranno lo zoccolo di Iroso, l'ultimo mulo alpino morto una settimana fa. In chiusura vi ricordo l'appuntamento con 20:10, in studio Antonio Candiello, candidato del Movimento 5 Stelle alle europee, e Carlo Cardona, candidato di Casa Pound alle europee. Poi a seguire alle 21:15 in prima serata torna puntuale a Ring, la politica alle corde, in studio Sandro Savino di Forza Italia, candidato alle europee, Fausto Pozzobon della sinistra, anche lui candidato alle europee, Achille Variati del Partito Democratico, candidato alle europee, e poi altri due candidati alle europee, Gian Antonio D'Arè per la Lega e Antonio Candiello per il Movimento 5 Stelle. Ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Aumenta temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo almeno nella giornata di martedì, perché poi si affaccerà una nuova perturbazione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 19 gradi. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà sereno, salvo per occasionali annuvolamenti sui settori montuosi, ma senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.